Eccoci, allora col sorriso dei vostri ragazzi concludiamo questo momento musicale, è stato molto bello ritrovarli dopo questo brutto blocco che c'è stato nei mesi invernali di febbraio, marzo, aprile, maggio, eccetera, però devo dire che sono stati veramente molto bravi, hanno recuperato in buona parte le cose che mi ero prefissato per loro. Peccato che il pubblico quest'anno non c'era, se no avrebbero fatto un concerto straordinario, ma questo piccolo ricordo rimarrà per loro indelebile, quindi sono molto fiero di dedicarvi questo piccolo video. Concludiamo con delle canzoni, ma non prima di aver presentato gli artisti che hanno suonato per voi, e quindi si alzino in piedi per favore, il signor Nicola Mignogna, Francesco Baio, Matteo Bonato, Nicolò Sandro, Sara Dusa, Chiara Spinato, Maria Budai. Giulia Franco. grazie da parte mia, un grande applauso e anche da tutti quanti, non so, i personaggi presenti in questa stanza meravigliosa di musica. È stato bello. Ci rivediamo spero a ottobre. Buone vacanze a tutti. Un bacione. La canzone del sole. Io vagabondo, volare nel blu dipinto di blu, il mio canto libero. Non tutti vogliono cantare perché si vergognano un po'. Allora accetterete la mia vocina che vi fa un po' da filo conduttore per le canzoni che suoneremo. Buona estate ancora, ciao amici, vi voglio bene, complimenti. 1, 2, 3, 4. Due, tre e do. Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, volare e volare, oh sol, cantare, oh, Cotine nel blu dipinto di blu, felice di stare nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero, sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi, tanta gioia a voi. Do finale per tutti e grazie ancora di cuore a tutti voi che avete imparato anche questi belli accordi. Buona estate, ciao. Do. Grazie, buone vacanze. Ci avviciniamo quasi al finale di questo momento musicale che potrebbe durare ancora moltissimo, ma questo è un breve riassunto delle cose che abbiamo imparato. In realtà comunico ai ragazzi, loro lo sanno, ma anche i genitori che forse vedranno queste immagini, anzi ne sono sicuro, e ne saranno anche lieti, che in realtà loro hanno tutti i compitini assegnati per le vacanze. Spero tanto di rivedervi a ottobre quando ricomincerà il corso e di ritrovarvi a queste condizioni. Non dico che dovete studiare tutti i giorni 3 ore la chitarra, però se volete rilassarvi e divertirvi un po', il programma da ripassare durante l'estate sapete qual è, avete un sacco di appunti, di riferimenti vari,
soprattutto questo mini saggetto, ma poi molte altre cose che abbiamo elencato nel nostro quadernetto che saranno motivo di studio per le vacanze. Ora continuiamo con un altro momento dal carattere un po' rock, che sono delle colonne sonore musicali estratte dal film Rocky e qualcos'altro che sicuramente riconoscerete. Pronti? 1, 2, 3, 4. Molto bene, beh, sdrammatizziamo un po' suonando qualcosa anche di più leggero e leggermente più rocchettaro per loro. Smoke on the Water, da noi soprannominato Lucignolo, e Innuendo, un breve accenno ad un brano dei Queen. 1, 2, 3, 4. Un altro medley dedicato ad un autore importante come Lucio Battisti, I giardini di marzo, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. 1, 2, 3.